Signori di Vicenza erano gli Scaligeri nel XIII secolo, periodo a cui risalgono le antiche mura che ancora oggi racchiudono il cuore della città. Nate per difendere la via per Verona, le fortificazioni e il torrione di Piazza Castello, sopravvissute ai secoli, restano patrimonio unico nella Vicenza celebrata dall'UNESCO per l'opera di Palladio. Questo il patrimonio scelto come sito simbolo in Veneto della 21ª edizione delle Giornate Nazionali dei Castelli, che si celebreranno l'11 e il 12 maggio. Sono un patrimonio della nostra città che è città dell'UNESCO, quindi vanno sicuramente tutelati e valorizzati e diciamo anche, passatemi il termine, sfruttati da un punto di vista turistico. Questa occasione ci permette di far conoscere ai vicentini e ai non vicentini soprattutto le nostre mura nella particolarità, sia il torrione che le mura appunto più antiche che chiudono il centro storico. Per l'occasione 2 percorsi guidati gratuiti, uno dedicato al torrione di Piazza Castello, l'altro alle mura e alla Rocchetta. Sabato 11 un convegno dedicato al rapporto tra le mura e l'acqua. Le mura sono visibili, ma l'acqua un po' meno. Però le mura e l'acqua sono la identità, la nascita della città che ha messo insieme appunto col Bacchiglione e con la Seriola quel percorso murario che ha definito la forma della città, per cui la forma della città nasce da questi due elementi. Questi due elementi sono anche importanti perché possono diventare in qualche misura la contemporaneità. Dove c'è l'acqua c'è un giardino, dove c'è l'acqua che non c'è più ci rimane un prato. Bene, allora questi sono gli elementi connettivi tra la città storica e il suo perimetro urbano. Le giornate proseguiranno in altre città del Veneto fino al 15 giugno. Nel Vicentino il 25 maggio appuntamento al Castello di Thiene.